signore e signori, buonasera! Ciao! Ma ciao, 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 ma ciao! Siete pronti a cantare con noi? Fatemi sentire! Dicono che sia un istinto naturale sbattere le ali per volare. Alla nostra vita manca solo il coraggio di alzarsi in volo. Non ci voglio stare che non c'è futuro, che la nostra vita è già segnata. Vivo solo quando stiamo insieme, che fatica a volerti bene. C'è il passato che ha lasciato grande il segno, storie di altre storie consumate. Quando imparavamo a rassegnarci, c'è successo di incontrarci. Stai con me, che tutto il resto è un attimo. Regalami un miracolo, pretendimi o cancellami. Sono qui, stai con me, che non possiamo perderci. La vita che ci obbliga non deve più dividerci. Stai con me. Tu che sei di un altro che non sai più amare, io che sento di volerti avere. Non possiamo stare ad aspettare quando amore pretende amore. Stai con me, che tutto il resto scivola. Abbracciami o distruggimi, maltrattami, ma vivimi. Sono qui, stai con me, che non possiamo perderci. Ciao Paolo in regia! Può succederci di più di questo amore clandestino, ma decidere sei tu. La nostra storia che destino avrà? Sei l'unica abitudine che merita di esserci. Voi siete l'unica abitudine mia che merita di esserci, che merita di esistere. Grazie per aver deciso di passare quest'ora insieme a Enrico Viretti e ai suoi ospiti. E questa sera ho una grande ospite. Lei si chiama Maria Sole, canta, compone musica, suona la chitarra, è bellissima e quindi che ve lo dico a fa, sarà una puntata da non perdere, assolutamente da non perdere. 348 80 40 254 il numero per fotografie, richieste, messaggi, saluti, ricette di cucina, abbonamenti no, ricette di cucina direi proprio di no, però le vostre fotografie sì, soprattutto le vostre richieste, le vostre canzoni che avete nel cuore, in modo che ci aiutate anche a creare le scalette, le nostre scalette quotidiane. Il primo brano parlava di una storia d'amore. Stai con me. Quante volte vi siete sentiti dire questa frase o quante volte l'avete detta? Per favore, stai con me. Sei l'unica abitudine, come ho detto prima, che merita di esserci. E dall'altra parte siamo anche un po' tutti dei lupi solitari, no? Io sì. Ivana Svagna, Lupi Solitari. La cantiamo insieme? Yeah. E non buttarti giù se ti è finito un amore.
sarà soltanto un colpo in più, un altro esercizio del cuore, una ragione di più per ritornare a cercare qualcuno che è la vera metà di noi, che da qualche parte c'è. Siamo tutti quanti in cerca d'amore, lupi solitari con un grande cuore, aggrappati ad ali di illusioni, in cerca di emozioni, prigionieri liberi. E non pensarci su, c'è tempo per ricordare. La vita non si ferma qui e poi il cuore sa ricucire. E un'altra storia sarà senza saper se domani la rivedrai. Storie vere di tutti noi che non finiscono mai. Insieme siamo tutti quanti in cerca d'amore, lupi solitari con un grande cuore, aggrappati ad ali di illusioni, in cerca di emozioni, prigionieri liberi, dei cuccioli che giocano e si feriscono. Siamo noi e tante volte sbagliano, ma intanto crescono. Siamo tutti quanti in cerca d'amore, lupi solitari con un grande cuore, aggrappati ad ali di illusioni, in cerca di emozioni, prigionieri liberi. Siamo tutti in cerca di un posto al sole, lori solitari ma con tanto amore, aggrappati ad ali di illusioni, in cerca di emozioni, prigionieri liberi. Lupi solitari, va in Spagna. E adesso è arrivato il momento. Dan 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 dan. Signore e signori, ho l'immenso piacere di avere una grande artista in casa Peiretti, Maria Sole. Buonasera e benvenuta. Buonasera a tutti. Cantiamo subito così l'emozione Dai. si dimezza. Sei pronta? Prontissima. Vai. Cinquantamila lacrime non basteranno perché musica triste sei tu dentro di me. 50.000 pagine gettate al vento perché tenue ricordo il mio volto per te. Non ritornare, no tu non ti voltare, non vorrei mi vedessi cadere. A me piace così, che se sbaglia è lo stesso, perché questo dolore è amore per te. 50.000 lacrime senza sapere il perché, sono un ricordo lontano da te. 50.000 lacrime
mi piace così e non chiedo il permesso, perché questo dolore è amore per te. Eccola qui Maria Sole, ciao, benvenuta in Casa Peretti. Grazie mille, ciao a tutti. È la seconda o la terza volta che vieni? È la terza volta. È la terza volta, però molti di loro, per fortuna, sono nuovi telescoltatori e quindi presentati. Chi sei, da dove vieni, cosa fai nella vita? Io Vai. sono Maria Sole, ho 18 anni, vengo da Canelli in provincia di Asti e nella vita appunto studio, prima di tutto, ma ho come ambizione quella di diventare una cantautrice. Cantautrice, attenzione, non cantante, cantautrice. Cosa studi adesso? In questo momento sto studiando lingue e poi adesso sono all'ultimo anno, vedremo cosa succede. 348 80 40 254 per tutti i vostri messaggi. Maria Sole, andiamo già a leggerne qualcuno? Vediamo cosa hanno scritto all'inizio di questa puntata. Nel frattempo mandatene tanti, come dico sempre, equivalgono a un applauso per noi, e quindi se vi sta piacendo Casa Peretti fate lo sforzo. Ciao Casa Peretti, siete tutti fantastici, un abbraccio grande a tutti voi. Silvia da Montalciata, sei mai stata a Montalciata? Mai stata. È bellissimo, c'è una piazza campanile che bene. No, non ci sono mai stato neanche io, ti sto prendendo in giro. Però ciao Silvia, ciao Enrico, sei un'ottima compagnia come sempre. Maria Sole bravissima, voce pulita e dolce. Un abbraccio da Pino e Maria da Scalenghe. Ciao ragazzi, ciao Pino, mille. ciao Maria, ciao Scalenghe. Vai, leggi tu questo. Buona serata e sempre bella musica. Dani Al. Ci proviamo. Noi tutte le sere partiamo con grandi idee. Ogni sera per me è la scaletta più bella. E poi il giorno successivo è la stessa cosa. Ciao Enrico, ciao amici Casa Peretti. Vorrei salutare e ringraziare tutti coloro che fanno volontariato, ma non solo, coloro che indossano una divisa o fanno parte di un'associazione. Saluti e ringraziamenti anche a coloro che ogni giorno silenziosamente aiutano parenti, amici, vicini di casa. Bravo Adriano! Ti meriti un bel applauso e ringraziamo noi e salutiamo tutti coloro che hai citato qui sopra. Ciao Enrico, sempre belle canzoni e buona musica. Massimo da Maria, ultimo messaggio regia per questa parte. Grazie Massimo, salutiamo Venaria. Il prossimo è... Buonasera a tutti i peirettini da Charlie. Ciao Charlie, grazie Charlie. Prossimo brano qui in diretta su Rete 7, in diretta in Casa Peretti, arriva Diodato con, aspetta che te la faccio partire giusta perché questa parte subito, Sì. se io chiacchiero mentre parte la base Non è un funziona. disastro. Quindi il titolo è Fai rumore, lui è Diodato. Che l'hai mai visto dal vivo? No. Guarda, io sono stato a vederlo dal vivo, mi sembra 2 estati fa. È fantastico ragazzi, mi hanno portato un po' con la forza perché non ce lo voglio quel giorno. Invece dalla prima all'ultima canzone un'emozione pazzesca. E salutiamo Diodato che ci guarda Salutiamo. tutte le sere. Sto zitto perché parte il brano. Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale. E se ti penso tu sei un animo. Ma forse questo temporale che mi porta da te. E lo so, non dovrei farmi trovare senza un ombrello, anche se ho capito che per quanto io fugga torno sempre a te. Che fai rumore qui e non lo so se mi fa bene, se il tuo rumore mi conviene, ma fai rumore, sì, e non lo posso sopportare, questo silenzio naturale tra me e te. E me ne vado in giro senza parlare, senza un posto a cui arrivare. Consumo le mie scarpe, forse le mie scarpe sanno bene dove andare. Che mi ritrovo negli stessi posti, proprio quei posti che volevo evitare. E faccio finta di non ricordare.
Faccio finta di dimenticare, ma capisco che per quanto io fugga torno sempre a te. Che fai rumore qui, e non lo so se mi va bene, se il tuo rumore mi conviene, ma fai rumore, sì, che non lo posso sopportare, questo silenzio immaturare tra me e te. Fai rumore, sì, che non lo posso sopportare, questo silenzio innaturale, e non ne voglio fare a meno oramai, di quel bellissimo rumore che fai. Beh, lui farà rumori, io ti faccio i complimenti. Brava, brava Maria Sole, Grazie. bravissima. Guarda, posso dirti una cosa? Dimmi. Io ho visto una foto un po' di tempo fa sul tuo profilo Facebook, sai, io non ho Instagram perché è roba da troppo giovani ancora per me. Ancora ho detto. Però ho visto una foto e mi hai fatto morire di invidia. Morire di invidia, morire. Tu eri? Anzi, guarda, andiamola a vedere. Andiamola a vedere. Regia, ce l'hai la foto? Fifi, c'è. Questa foto qui, che adesso la regia manderà in onda. Tu eri sul divano, seduta così, come, non lo so, fosse un parente, fosse tu zio, con Mogol! Cioè con il più grande, l'immenso, non ho aggettivi per il re della canzone italiana, per il vero poeta della nostra canzone. Ma cosa ci facevi su quel divano? Ok, regia, grazie. Adesso non si vede nella foto, però in realtà io stavo prendendo il caffè. Ah, tu stai Insieme. pure, non solo sul divano, facevano anche merenda, il caffettino, no, beh, dimmi, raccontami. Ho importunato, insomma, il Si povero vede signore. anche il caffè adesso, grazie regia. Bellissimo, perché io ho avuto appunto questa possibilità, questa esperienza al chat di Mogol, dove lui stesso vive, quindi soprattutto praticamente ho fatto 3 settimane separate. Nelle ultime 2 settimane ho avuto appunto la possibilità di incontrare e vedere Mogol in carne ed ossa girare per la questo sua scuola, centro, per la sua è una scuola. scuola, giusto? Sì, Una scuola sì. per scrivere canzoni. E ho avuto anche la possibilità di fargli sentire un mio brano e lui ha apprezzato, e per me in qualsiasi caso sarebbe stato comunque un grande onore. E Quindi lì vediamo il certificato a fine del corso, probabilmente, correggimi se sbaglio. Ok, ma Maria Sole, io voglio arrivare a capire una cosa. Tu eri lì in quella hall, no? A un certo punto ti giri e vedi Mogol. Cioè, la prima sensazione che hai avuto, la prima parola, cioè qual è stata? Io mi trovassi davanti a Mogol, credo che, e io di parole dico tante, voi amici a casa ne siete testimoni, io non so se riuscirei a dire qualcosa. nonostante tutto ero sotto shock, però la prima cosa che ho pensato è che fosse carinissimo. È carinissimo. Poi siete seduti sul divano, ma sul divano cosa avete chiacchierato? Cioè, Ma sul divano non abbiamo chiacchierato molto, ho deciso di lasciarlo in pace, l'ho importunato per una foto, poi me ne sono andata. ah, tu ti sei seduta lì? Sì, Ah, sì, ok, sì. ok, lui era lì. Sì. Era in fase relax. Eh. E questa scuola com'è andata? Questa scuola decisamente benissimo, una bellissima esperienza, questa possibilità di incontrarsi appunto con Anche con altri scrittori? Sì, con tantissimi artisti, eravamo una cinquantina di artisti credo a questo turno,
e ho avuto appunto la possibilità di confrontarmi, di lavorare anche con altri ragazzi, è stato bellissimo, devo dire imparagonabile a qualsiasi altra cosa. Wow. E ti ha dato qualche consiglio? Qualche segreto? Mogol stesso? Sì, Mogol stesso. Mogol stesso mi ha detto di fare le rime esatte per le mie canzoni. Fare le rime esatte. Beh, ragazzi, se l'ha detto Mogol. Credo che sia stata una bella finestra quella, una bella emozione che ricorderai in tutta la tua vita, un grande anche insegnamento, no? E quindi leghiamo anche il prossimo brano di Annalisa in questa finestra tra le stelle. Lì eri con una stella sola, certo, ma quella che brillava più di tutte, perché il Mogol è sempre il Mogol. Una finestra tra le stelle, Annalisa. Non fermare quel tuo modo di riempire le parole di colori e sono in grado di cambiare il mondo che non eri in grado di vedere. Ed è più dolce la paura se mi tieni in un tuo abbraccio. Riesco a sentire anche il profumo della notte mentre continui a sorprendermi. Disegna una finestra tra le stelle da dividere col cielo, da dividere con me. E in un istante io ti regalo il mondo e baciarti, poi scoprire che l'ossigeno mi arriva dritto al cuore. Solo se mi baci te e non sentire disegna una finestra tra le stelle da dividere col cielo, da dividere con me. E in un istante io ti regalo il mondo, baciarti e poi scoprire che l'ossigeno mi arriva dritto al cuore. Solo se mi baci te e non sentire bisogno più di niente. E non sentire bisogno più di niente. Io invece adesso sento il bisogno di andare a leggere ancora una volta un po' di messaggi. Mi raccomando, scrivete come hanno fatto questi nostri amici. Brava Maria Sole, ciao Enrico, ciao Elena, grazie. Brava, ancora brava la nostra Maria Sole. Ciao Casaperetti, buona serata, bravissimi, pronti a seguirvi. Michela da Torino, grazie Michela, grazie. Leggi tu il prossimo. Ciao Enrico, che inizio esplosivo. Ci prepariamo per un'altra serata piena di bella musica, simpatia e allegria con te e Maria Sole. Grazie. Buona serata a tutti da Stefania da
Rondissone. Ciao Stefania, ciao Rondissone, grazie per queste parole. Presenti come ogni sera, viva Casa Peretti, Giovanni e Silvia da Alessandria. Grazie amici, grazie. Ciao Enrico, bellissima puntata questa sera, addirittura con i fuochi d'artificio. Vengo a salutarti insieme alla bravissima ospite Maria Sole, lo dice Renata. Grazie. Che tenera, grazie Renata, grazie. Un saluto alla bravissima Maria Sole. Massimo da Venaria ti Grazie. saluta anche Massimo da Venaria. E ancora un paio di messaggi, regia, vai. Ciao Enrico, ciao Maria, bravi ragazzi. Viva Casa Peretti e l'ora più bella della giornata. Ciao da Roby75. Roby75, mi trovi perfettamente d'accordo. È vero, è nelle 24 ore è quella che preferisco. Ciao Enrico, un saluto alla tua bravissima ospite. Chissà se può cantare la prossima volta Egoista di Alexia. Un saluto da Fabrizio di Quarona. Chi lo sa? Non si sa. Tu vai a ascoltare con calma. Me l'ascolto. E poi mi dirai sì, no, forse ma. Brava Maria Sole, così giovane e con una voce splendida. Brava Maria Sole, che voce, lo dice Lorenzo. Ciao Grazie. Lorenzo, grazie. Ultimo messaggio, regia, ultimo, vai. Ultimo, ne abbiamo ancora uno. Nel frattempo ne arriveranno altri. Ciao Axel, ciao Axel. Nomignolo. Ah, bravissima, un saluto alla tua batterista preferita. Grazie. Allora, perché Axel? Ok, regia, grazie. Gli altri andiamo a leggere nel secondo tempo. Perché Axel? Axel? Axel è un nomignolo che adottano alcuni dei miei amici. Non ha origine sconosciuta, non si sa bene. Conosciuta, però ho sentito batterista. Abbiamo un gruppo? Come, scusa? C'è un batterista, batteria, giusto? Sì. Hai un gruppo? Sì. Ah, questo non lo sapevo, ragazzi. Avvisatemi, scrivetemele le cose. Come si chiama la band? La batterista è Etta. Ecco, è un altro nomignolo. No, ma invece il nome del gruppo com'è? Il nome del gruppo Cemetery Cake. Eccola. Aiutami. Cemetery Cake. Cemetery, va bene. Facciamo così. Nel secondo tempo inizierà il secondo tempo con il giochino. Mi raccomando, quindi tenete pronto il cellulare. Ok? Andiamo a vedere la grafica. Vieni sul palco insieme a me. Vieni. Allora, qui adesso abbiamo la grafica. Vieni un po' più in qua, se no qua abbiamo i cavi, ragazzi, che tirano. Comunque potete vincere un buono ristorante fantastico, un buono salute e benessere componendo il 378 4080 506. Subito, ma proprio subito dopo la pubblicità. Bentornati in questa seconda parte, sono le 20:35 ed è arrivato il momento di giocare insieme. E che bella valletta che ho stasera, guardate che meraviglia! E abbiamo già la prima telefonata e andiamo a rispondere. Pronto, chi sei e da dove? Ciao, sono Alessio e chiamo da Vestignè. Ciao Alessio da Vestignè, con la E, Vestignè o Vastignè? Vestignè? Vestignè con la E. Vestignè, bene. Alessio, sei pronto a giocare con noi? Sai come funziona il giochino? Tra un po' ti verrà in onda una domanda e se indovini andiamo a scegliere una busta. 2 buste sono perdenti, 2 buste sono riprova e nelle altre 2 ci sono i 2 premi, una per. Sei pronto? Andiamo? Pronto. Vai Alessio, la domanda per te è questa. Regia. La potenza del mare in Maracaibo è forza 4, è forza 9 o forza 22? Vai. Forza 9. Bravo. La sapevi? Maracaibo, mare, forza 9. Forza 9. Bravo. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5 o la 6? La 3. La 3, come direbbe il grande Mike. La busta numero 3. Oh, vediamo un po'. 9. Mi dispiace, c'è la faccina rossa. Faccina rossa, ti invito però a riprovare domani. Grazie per aver giocato con noi. Vuoi fare dei saluti? Sì, saluto tutti i miei amici e anche voi che mi tenete sempre compagnia. Grazie amico mio, ciao, buona serata. Ciao. A voi, ciao. E lasciamo la busta rossa, la faccina rossa chiude il gioco, la faccina blu lo riapre e gli altri sono i premi. Altra telefonata. Vado a rispondere? Dai, sì. Vado. Ha messo giù. Non mi avete dato il tempo. Ecco, bene. Pronto, chi sei e da dove? Pronto?
Pronto? Pronto? Deve abbassare gentilmente il volume della TV. Sì. Grazie. Sì. A 000 così facciamo una bella chiacchierata. Mi dici gentilmente come ti chiami e da dove chiami? Grazie. Paolo Di Vercelli. Ciao Paolo Di Vercelli, sei pronto a giocare con me, a giocare con noi? Sì. E allora andiamo a leggere la domanda per Paolo Di Vercelli. Vai regia. Sono molto buono in questi giorni, vi scrivo delle domande facili, voglio dare tanti premi. Nel brano Casa Mia degli Equipe 84 il protagonista viaggia in moto, in macchina o in treno? Vai Paolo. In moto, in macchina o in treno? Risposta. La A, la B o la C? Tempo? Tempo? Risposta? In moto. No, siamo in tanti sul treno. In Treno. treno. Grazie per aver giocato con noi. Niente. Ciao, Grazie. alla prossima. Ciao. Ciao. Equipe 84. Siamo in tanti sul treno. Non la sapevi? Non lo questa? sapevo neanche io. Questa. Ci sono delle scalette, no? Delle scalette di anni. Pronto? Chi sei, da dove? Ciao, sono Samantha di Cavagnolo. Samantha di Cavagnolo. Va bene. Andiamo a leggere la tua domanda, Samantha. Ok, sì, va bene. Eccola qui. Quante sono le farmacie nel brano Con un Deca degli 883? 56, 76 o 106? Vai Samantha, risposta. 56, 76 Allora, o quante 106? sono le farmacie? Risposta subito? Vai. 76. No, 2 discoteche, 106 farmacie, 106. Grazie per aver giocato con noi. Ciao. Grazie a voi, Ciao. Ma poi gli 883 con un deca, che bella quella canzone. La sai, Con un deca? La conosco. Cioè praticamente lui raccontava che con 10.000 lire non si poteva fare quasi niente. Pensa adesso. Lasciamo perdere. 378 40 80 506. Pronto? Chi sei e da dove? Pronto. Eccoci. Chi sei? Luciano da Brandizzo. Oh, amico nostro, grande e fedelissimo di Cadaperetti, Luciano da Brandizzo. Ciao. Ormai il gioco lo conosci, sai che adesso andremo a leggere la tua domanda. Che è questa? Dimmi tutto. È questa qui. Vai regia, vai Paolino. Cosa non dorme mai nel brano Se bruciasse la città? Il cuore, l'amore o un amico? Cos'è che non dorme mai? Il cuore, l'amore o un amico non dorme mai? Vai. Il cuore. Il cuore mio non dorme mai. Bravo. Risposta esatta. E adesso devi scegliere la 1, la 2, la 4, la 5, la 6. Le buste sono come nella vita, devi scegliere delle strade. Strade pari, strade dispari. Vai Luciano. Allora, prendiamo il numero... Studiaci bene, è importantissimo. La 1. Le uno. premier. Vediamo cosa c'è nelle premier. Attenzione. Allora, prima c'era la busta rossa, una faccina rossa è già stata eliminata. Quindi lì non ce n'è più, perché c'è qua. No. Lucianino, sei andato a prendermi l'unica faccina rossa che era rimasta. Vabbè. Luciano, vabbè, non importa, dai, non importa. Grazie per aver importa. giocato con noi. Vuoi fare dei saluti? Grazie a voi. Fai dei saluti, dai, fai dei saluti. Approfittane. Ciao, saluto tutti, saluto voi, saluto mia moglie, i miei figli, tutti quanti. E Yuri. Ti vogliamo bene. Ciao Luciano, grazie. Ciao, grazie. Ciao. Abbiamo ancora il tempo per un paio di telefonate, anche perché adesso il gioco si fa interessante, perché sono rimasti 2 premi e 2 ritenta. 378 40 80 506. Vediamo subito. Pronto? Chi sei e da dove? Vai. Devi abbassare a 0 il volume della TV, amico mio. Della TV, ok. Oh, amica mia. Ciao, come ti chiami? Ciao, sono Ludovica e arrivo da Alba. Ludovica da Alba. Sei pronta? Andiamo a leggere la tua domanda, Ludovica? Sì. Bene. La domanda per Ludovica è questa qua. Vai. Canta con me. Vabbè, questa è facile. Ludovica, mi raccomando, non sbagliare. E notte alta, e notte alte sono triste, e notte alte sono sveglio, e notte alte sono stanco. La A, la B o la C? Triste, sveglio o stanco? Vai. Sveglio? Sveglio?
e notte alte sono sveglio, sei sempre tu il mio chiodo fisso. Brava, brava. Grazie. Aspetta che non hai ancora vinto niente. La 2, la 4, la 5, la 6. Vai, provaci. La 5. La 5, sono rimasti 2 premi e 2 ritenta, 2 premi e 2 ritenta, e c'è il ritenta. Attenzione, non hai ancora né vinto né perso, hai un'altra domanda, un altro ostacolo da andare a scavalcare, Ok. ed è questo. Vai regia, prossima domanda per Ludovica. Vediamo. Vai regia. Aspetta che mi sei impallato il Paolino. Oh, è arrivata la domanda. Il giorno della settimana nel brano Gli altri siamo noi. Sabato, venerdì o lunedì? Venerdì scritto piccolino, però Venerdì. Esatto, brava. Non sono stato mai più solo di così è notte, ma vorrei che fosse presto. Attenzione, no. Che fosse presto lunedì. Paolo. No, mi dispiace che fosse presto venerdì. Ragazzi, c'è un problema tecnico. Paolino, c'è stato un po' di confusione mia. Non mi ricordo, per la prima volta in tutti questi mesi. Se mi puoi aiutare, Giuliano Falco, è notte ma vorrei che fosse presto, venerdì o lunedì? O un... Lunedì sicuro. Sei sicura? E tu hai detto? Venerdì. Va bene, mi dispiace, grazie per aver giocato con noi. Ciao, alla prossima. Ciao Sole, ciao. Poi controlliamo bene, È notte ma vorrei che fosse presto, venerdì o lunedì. Mi sono scritto tutte le risposte tranne questa. Va bene, continueremo domani a giocare con lunedì, quindi ok. Quindi è lunedì? Mi confermate che è lunedì? Lei ha detto venerdì, quindi ok, siamo regolari. E che nelle risposte mi sono segnato venerdì. Poi canticchiando ho detto no, la risposta è lunedì. Ok, va bene, succede, siamo dal vivo. Ma adesso andiamo a far vedere cosa c'era dentro le altre buste. Nella busta numero 2 c'era il buono salute e benessere, mentre nella busta numero 4 avevamo il buono ristorante, e nella busta numero 6 l'altra faccina blu. Adesso però ti lascio sul palco, mia cara Maria Sole, perché ti porto, come un buon tecnico di palco, la tua chitarra. Anche perché prima abbiamo parlato della tua passione di scrivere canzoni, di questa conoscenza, di questa con Mogol, e adesso vogliamo sentirti all'opera. Ti faccio venire un po' più avanti, qua così, esatto, perché il prossimo brano l'hai scritto tu. Esattamente. Ma prima di andarlo a cantare, raccontaci un po' da dove hai preso l'ispirazione e cosa vuol dire, cosa c'è all'interno di questa canzone. Allora, questo brano si intitola Mimosa, non è un brano unicamente di emancipazione femminile, se vogliamo dire così, è un brano che nasce anche da esperienze personali, è una sorta di liberazione appunto da una sensazione di repressione artistica quando ci si trova in una relazione che non ti aiuta con l'ispirazione, insomma. A 18, questa quando è mia età ha scritto poesie su poesie. Maria Sole con Mimosa. Mimosa, non perdere quota, non vivere noiosa nel vaso di urde. Se trovi un bell'uomo da amare non è tutto ciò che la vita per te. Stai meglio tra i fiori di maggio, capelli colpiti da un raggio. Il tuo polline fa starnutire quelle tue bambine che vogliono essere te. Non perderti, non farti soffocare da mille abiti, uno stesso alveare. Mimosa, se riuscissi a parlare, non vorresti finalmente confessare parole amare. Mimosa, sei la dolce ambrosia, l'inebriante scusa per non pensare. Sei pronta per lasciarti andare, nascondere come un posacenere.
l'arancia presa da un selvaggio, le bolle che fanno un buon viaggio. Amore, non farti celare dal tuo domatore, maledettore, non perderti, non farti soffocare da 1000 api di uno stesso alveare. Mimosa, se riuscissi a parlare, non vorresti finalmente confessare. Non confondere il trasporto con la mancanza di rispetto per te stesso. Escludere il difetto è pretesto che prima o poi fa premere il grilletto. Oh, non perderti, non farti soffocare da 1000 api di uno stesso alveare. Mimosa, se riuscissi a parlare, non vorresti finalmente confessare. Parole amare. Brava, bravissima, ragazzi. Grazie. È la prima canzone che scrivi? È la prima canzone che io abbia mai scritto, sì. Bella, devo dire molto bella, molto soft, mi piace tantissimo il ritmo, brava, brava. Grazie. Ma visto che sei qua con la chitarra, il prossimo brano è di Coez, la Esattamente. musica non c'è. Ascoltate che roba. Volevo dirti tante cose ma non so da dove iniziare. Ti vorrei viziare, farti scivolare addosso questo mondo infame, mettermi fra te e 100 lame mentre cerco il mare. E penso non avrebbe senso fare un tuffo immenso se non ci si può nuotare. A te che sai calmare, a te che sai colmare. C'è troppa luce dentro la stanza, questo ballo di danza nello stomaco. E scusa se non parlo abbastanza, ma una scuola di danza nello stomaco. E ballo senza musica con te. Sei bella che la musica non c'è. Volevo dirti 100 cose ma non so da dove iniziare. Ti vorrei viziare. Bella che non ti va di ballare, ma bella che se balli le altre ti guardano male. Che c'hai sempre qualcosa da insegnare. Mi metti in crisi, questo testo non ti riesco a disegnare. Vorrei portarti al mare, anzi portarti in mare. C'è troppa luce dentro la stanza, questo cambio di danza nello stomaco. E scusa se non parlo abbastanza, ma una scuola di danza nello stomaco. E ballo senza musica con te. Sei bella che la musica non c'è. E in fondo tutto quello che volevo, lo volevo con te. E sembra stupido ma ci credevo, e ci credevi anche te. E non è facile trovarsi ormai, ormai, ormai. Quindi ti dico ma io so oramai, ormai è tardi. Bravissimissimissima. Grazie. Allora io ti sposto un microfono qui davanti, tu posa la chitarra con molta calma. Nel frattempo andiamo a leggere i messaggi arrivati fino a qui, proprio tutti. Vai Paolo in regia, vediamo un po', vediamo cosa hanno scritto i nostri amici a casa su questo finale. Ciao Sole, un saluto da Ludo. Ciao Ludo. Chi è Ludo? Ludo. Possiamo dire, è Ludo, non è che possiamo dire... È una mia amica. Poi siamo mica a raccontare sempre tutto, Ludo è Ludo. Ciao Enrico e Maria Sole, siete bravissimi, buona serata da Vale e Roby. Ciao Vale, ciao Roby, grazie. Vale Roby, ma Vale Roby, Valentina Branca e Roberto credo che siano. Ciao ragazzi, ciao Enrico, non solo
Bocce per mamma Idelma, brava Maria Sole. Lì stiamo facendo gli agnolot. Ah, wow. Ti piacciono gli agnolot? Decisamente. Anche a me, anche a me. Ciao nonna, grazie, complimenti a Maria Sole, un saluto a tutti voi di Casa Peretti. Sonia Magliano d'Alpi, ciao Sonia Magliano Ciao. d'Alpi, ciao. Vai. Maria Sole, sei un astro che illumina la notte e accende i cuori. Complimenti, Enrico, per la tua ospite. Grazie Laila, grazie, complimenti vanno tutti alla mia ospite e al suo manager che tra un po' sarà qui. Ciao Enrico, che ospite veramente brava che hai, complimenti. Simone da Borgo Sesia, grazie Simone, grazie. E poi vediamo un po'. Amedeo ci scrive: ciao Enrico, complimenti a Maria Sole, un'ottima apertura vocale, un saluto, un saluto. Ciao Amedeo, ciao Amedeo, Amedeo. grazie. Il nostro Amedeo Grillo sarà qua domani sera insieme a me, mentre giovedì torna Papillon e venerdì un punto interrogativo. Maria Sole è una voce stupenda, lo dice Charlie. Quanti complimenti. Charlie è il secondo messaggio che manda per Maria Sole, bravo Charlie. Andrea di Borgomanero invece scrive: buonasera, bentornato Enrico e tutta Casa Peretti dal mio migliore amico che non ho mai visto in vita mia, però sono suo migliore amico, Andrea di Borgomanero. Questo è il bello della TV. Grazie Andrea. Con sto ciuffetto ribelle alla Bobby solo, Enrico farai strage di cuori. Un bacione da Daniele e Luca da Ceva. Ma uno strage di cuori non lo so, è che non sta su. Ho già provato tutto il giorno che provo, viene giù. E quindi lo lasciamo lì, lo lasciamo lì. Grazie amici miei, ciao Daniela, ciao Luca, ciao Ceva. Bella e brava Maria Sole, credo che farà molta strada nella musica. Complimenti, Patti 60, anch'io lo credo. Ne sono praticamente convinto, non mollare mai, come dice Gigi D'Alessio, mi raccomando. Vai. Ciao da Luca e Giustina. Ah, è cambiato? Allora, Ciao. aspetta, torniamo indietro di un messaggio per favore regia. Ciao, Ciao da Luca e Giustina. Giustina a Borgomanero, siete fortissimi. Oh, guarda, Luca e Giustina, benvenuti. Credo che sia la prima volta che leggo il vostro nome da Borgomanero, mi fa molto piacere. Ciao Enrico e anche Maria Sole che è più bella di te. Saluti da Lucia e Primo, ci siamo incontrati a Bersezio. Beh, che più bella di me, se vede, non è che bisognava sottolineare. Vabbè, ciao Bersezio, ciao, vai. Più che con Mogol mi preoccuperei di trovarmi sul divano con Malgioglio. Beh, per me onestamente non sarebbe un problema. Per te non è un problema, il problema lo diventa per me. Ma io sarei molto contento di trovarmi anche sul divano con Malgioglio, perché ha scritto anche lui delle cose bellissime della nostra musica. Quindi sono due grandi scrittori. E la prossima volta ti trascino da Malika Iane, grande artista. Saluti a Medeo e Patti, Baila che Lucci. Sì, ieri sera abbiamo avuto discussione 2 sere fa su Malika Iane. Lei è andata al concerto, è stato bellissimo. Fa vieni con me la prossima. Gli ho detto ti piace Malika Iane? Sì. Ah, vedi, viene lei. Leggi. Ciao ragazzi, un caro saluto da Milena. Ciao Malika Iane. Ciao Milena, grazie. Ciao Casa Peretti, ciao Enrico, ciao Perettini, bravissima Maria Sole, Titti e Giovanni. Ciao Titti, ciao Giovanni e mille grazie. Grazie. Ciao a tutti da Fulvia di Cumiana, siete bravi e divertenti, continuate così. Finché ce la farò, sarò qui con voi dalle 20 alle 21, sempre. Ve lo prometto, ve lo prometto. Buonasera Casa Peretti. Volevo solo dirvi che ci fate passare un'ora straordinaria. Grazie, Luciano da Brandizzo. Anche voi a noi. Grazie davvero Luciano, grazie. Ha provato anche a giocare, poi gli è andata male. Che bomba! Ciao da Camilla, la tua fans di Cavaller Maggiore. Hai una fans? Ho una fans di Cavaller Maggiore. Sei contento? Lo sapevi già prima di questa puntata? No, non lo sapevo. Hai una fans di Cavaliere Maggiore. Ciao Sole, la tua pupa ti fa i complimenti con Jolie. Sei stupenda. Grazie. Vero, verissimo. Ciao pupa, ma che brava che sei. Grazie. Sono tutti certo, sono tutti amici. Oh. Un saluto da Giorgia. Sole ha una voce stupenda. Ciao Giorgia, ciao. Grazie. Mi piace questi nomini che vi date. Particolari. Ma che voce Maria Sole, è incredibile. Vero. Grazie. Firmate i messaggi così vi ringraziamo meglio. Sono le 20:56 e voglio presentare, anche se presentarlo ormai è riduttivo perché lo conoscete già, perché è un mio amico, perché è iniziata questa grande collaborazione anni fa e
ed è merito anche suo se Casa Peretti sta crescendo. Abbiamo delle voci fantastiche, signore e signori. Agostino Poggio, ciao Agostino, vieni qua in mezzo a noi, anzi ti lascio il microfono. Agostino, Grazie, buonasera innanzitutto grazie mille per essere qui, grazie per avermi portato un'altra grande Grazie a voi, voce grazie a te. in diretta su Rete 7. Grazie a voi, grazie a te. Maria Sole ha fatto solo che confermare il suo talento, perché bisogna dirle le cose. Lei è una ragazza, oltre che molto talentuosa, ha la giusta modestia, però io dico sempre umiltà, che però va aggiunta a una giusta dose di consapevolezza, perché comunque a Finalborgo l'11 maggio dello scorso anno ha vinto questo concorso importante, premiata appunto, il premio le è stato consegnato da Mogol, e questo gli ha dato il diritto di frequentare il CET. Grazie a questo contest che ha vinto, poi è arrivata seconda, ha vinto miglior inedito ad Eva Marina, fantastica, a luglio, perciò Ma non parliamo del uno passato, va certificato, parliamo No, del futuro. stiamo preparando degli eventi importanti e ci sarà un grande futuro Assolutamente. per lei e Sì, per sì. tutto il tuo team. speriamo. Grazie ragazzi, un applauso a Maria Sole, Agostino Poggio. Grazie. Ci Volevo vediamo domani. salutare Sonia Pongo Ciao, del Sonia. fan club, perché Fan è club di veramente Enrico gentilissima, veramente. Ciao a tutti. Ci vediamo domani per una nuova puntata di Casa Peiretti con me qua a Medeo. Se volete rivedere questa sul canale 83 alle 21:30, e iscrivetevi sul nostro canale social, il canale Facebook. Facciamo crescere gli iscritti, che ci sono tutte le puntate. Grazie a tutti, bravo Paolo in regia, a domani, Qui c'è aspirine. ciao. Ciao.